Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Protesta a Catanzaro sotto la pioggia battente degli LSU-LPU calabresi, la manifestazione promossa dalla Triplice, i lavoratori chiedono la stabilizzazione. Nel report sull'economia calabrese di Banca Italia, segnali incoraggianti per la Calabria, crescono export, occupazione e industria, ferme le costruzioni e le assunzioni a tempo indeterminato. Finiti in manette esecutori e mandanti del duplice omicidio di Aldo Chiodo e Francesco Tucci, uccisi a Cosenza nel 2000, 5 gli arresti, fondamentale l'apporto dei collaboratori di giustizia. Furto di auto e cavallo di ritorno, 18 fermi a Cosenza, l'operazione condotta dai carabinieri, coinvolti minorenni. Rimesso in libertà il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, coinvolto nei giorni scorsi nell'inchiesta a Merlino su presunte irregolarità nell'assegnazione di incarichi. La decisione è stata assunta dal Tribunale del Riesame. Il responsabile della protezione civile è stato sospeso dalle sue funzioni per 45 giorni. Il provvedimento segue lo scontro che lo stesso ha avuto nei giorni scorsi con il consigliere Tallini. Il Presidente della Regione chiede al Governo la rimozione del commissario alla sanità Massimo Scura. La Calabria chiede rispetto, dice ai nostri microfoni, non potere. Protesta questa mattina dei genitori dei ragazzi disabili a Marano Principato dopo la decisione dell'amministrazione di far pagare il servizio di trasporto. Il sindaco dice non abbiamo risorse. Raccontare la Sila, laboratorio di esperienze, storie e culture come marketing territoriale, l'esperienza del parco. Buonasera dalla redazione di Teleeuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. In apertura la pagina del lavoro, perché sotto la pioggia battente la protesta a Catanzaro degli LSU-LPU calabresi, la manifestazione promossa da CGIL, CISL e UIL, i lavoratori circa 4.500 in Calabria chiedono come al solito la stabilizzazione. Andate a lasciare le fasce, andate a lasciare le chiavi dei comuni, perché solo così possiamo fare qualcosa. Dovete lasciare le chiavi del comune. Chissà se la protesta di oggi sarà ricordata più per i disagi causati al traffico e la pioggia caduta sui manifestanti o per i risultati che otterranno i lavoratori ex LSU-LPU. Certo è che i 4.500 calabresi che vivono da anni la precarietà attendono risposte certe dal governo nazionale e dalla regione e la parola d'ordine dopo tanto tempo non può che essere stabilizzazione. È il motivo che questa mattina ha portato in piazza a Catanzaro centinaia di lavoratori ex LSU-LPU provenienti da tutta la Calabria, chiamati a raccolta da CGIL, CISL e UIL. Oggi, hanno detto i sindacalisti, siamo in piazza per incontrare il prefetto e chiedere di convocare il presidente della regione, quello dell'ANCI e i parlamentari calabresi, ai quali chiediamo di sostenere il nostro emendamento fatto presentare alle Camere. A convincere sindacati e lavoratori dell'opportunità della protesta, la convenzione firmata tra Regione e Governo che prevede 21 milioni per la stabilizzazione, senza deroga ai comuni. Con quella cifra, dicono i sindacati, potranno essere stabilizzate soltanto 300 persone. Non viene data la possibilità, infatti, a chi non viene stabilizzato di continuare a lavorare e soprattutto, senza le deroghe, non si dà la possibilità di stabilizzare tutti. Adesso parliamo del rapporto di Banca Italia sul primo semestre del 2018, evidenzia dei passi in avanti da parte della nostra regione sia sull'occupazione che nel commercio. L'export fa segnare un buon incremento mentre le costruzioni non decollano, dati positivi che però non riportano la regione a livelli pre-crisi. Occupazione, produzione industriale ed export, la Calabria cresce, ma non illudetevi, sono più che altro segnali positivi, perché si tratta comunque di valori modesti, in linea con gli standard di una piccola regione che quando va in avanti lo fa a piccoli passi. E quanto emerge nel rapporto di aggiornamento congiunturale sull'economia calabrese della Banca d'Italia. Una ripresa del Paese Italia che sia pur lenta, sia pur avendo negli ultimi mesi anche segnalato un rallentamento, comunque ci fa dire per il Paese Italia la crisi alle spalle. E per la Regione Calabria la crisi alle spalle? Sicuramente sì,
ma soffre la Calabria degli strascichi e dell'eredità non solo della crisi, ma anche di una situazione strutturale che la vede distante dalle performance di altre regioni e addirittura dalle performance delle regioni limitrofe, delle regioni del sud. Dunque cresce l'occupazione in misura superiore al resto del Paese, anche se il miglioramento riguarda il lavoro autonomo e i contratti a termine. Nella prima metà del 2018 la Calabria ha registrato un andamento positivo nel commercio e nel turismo. L'incremento avrebbe riguardato sia i turisti di nazionalità italiana sia soprattutto la componente estera. Il clima di fiducia dei consumatori è rimasto favorevole, stabilizzandosi sui livelli registrati alla fine dell'anno precedente. Le immatricolazioni di auto nei primi 9 mesi sono leggermente calate. Il recupero delle transazioni sul mercato immobiliare è proseguito. Nel primo semestre 2018 le esportazioni di merci hanno continuato a espandersi, pur rimanendo su valori modesti in termini assoluti. La crescita ha interessato tutti i principali mercati di sbocco, ma è stata più intensa al di fuori dell'area euro. Continua la sofferenza dell'edilizia, le condizioni cicliche del settore delle costruzioni permangono incerte e il valore della produzione stenta a rafforzarsi. Debole resta anche il livello di attività nel comparto delle opere pubbliche. Prosegue il calo della movimentazione di container presso il porto di Gioia Tauro. Nell'ambito di un calo generalizzato si nota, ed è scritto nel nostro rapporto, anche viene dato conto nel nostro rapporto, un aumento della parte autoveicoli. Il retroporto può essere una struttura utile? Beh, questa è una decisione che compete a chi quelle decisioni nel campo economico le deve fare. Certo è una risorsa importante ed è uno dei pochissimi punti di cui possiamo parlare congiunturalmente in modo negativo, questo e purtroppo anche il settore costruzioni. Adesso l'ampia pagina di cronaca che ci porta a Cosenza, dove dopo 18 anni è stata fatta piena luce sulla strage di via Popilia. La DIA ha arrestato ben 5 persone appartenenti al gruppo criminale degli Zingari di Cosenza. Si tratta di mandanti, esecutori e fiancheggiatori dell'agguato che nel novembre del 2000 costò la vita a Benito Aldo Chiodo e a Francesco Tucci. È ancora buio quando scatta l'operazione della DIA di Catanzaro. Gli uomini della divisione investigativa antimafia raggiungono Cosenza per arrestare 5 persone, elementi di spicco della criminalità organizzata cosentina. Si tratta di Antonio Abruzzese di 48 anni, Luigi Berlingeri di 48 anni, Saverio Madio di 56 anni, Celestino Bevilacqua di 57 e Fiore Abruzzese di 52 anni. Fanno parte del clan degli Zingari, gruppo che 18 anni fa fu l'artefice della strage di via Popilia, in cui vennero assassinati Benito Aldo Chiodo e Francesco Tucci. Era il 9 novembre del 2000. In quell'agguato rimase ferita anche una terza persona, Mario Trinni, ma il vero obiettivo dei killer era Chiodo, il contabile della cosca Cicero Lanzino. Quella sera di 18 anni fa 2 sicari incappucciati scesero da un'auto, iniziarono a sparare all'impazzata. Trinni riuscì a fuggire mentre Chiodo e Tucci furono colpiti a morte. Contro i 2 venne poi sparato il colpo di grazia alla testa. Per la strage di via Popilia era già stato condannato Francesco Bevilacqua, alias Franchino di Mafalda, all'epoca dei fatti capo degli Zingari di Cosenza, poi divenuto collaboratore di giustizia, ma gli inquirenti hanno continuato ad indagare, riuscendo ad assicurare alla giustizia autori, mandanti e fiancheggiatori di quell'efferato fatto di sangue. Anche se sono trascorsi 18 anni è importante che si scoprano gli omicidi anche a distanza di tanti anni, 18 anni. Perché? Perché un omicidio non scoperto dà grande potere a chi l'ha commesso ed è rimasto impunito, perché poi va a dominare su quel territorio. Il movente di quell'agguato fu il mancato rispetto da parte di Chiodo dei patti stretti dai nomadi con il gruppo Lanzino Cicero circa la spartizione dei proventi di estorsioni, usura e traffico di cocaina. I sicari utilizzarono anche armi da guerra per portare a termine la loro missione di morte. Oggi dunque gli inquirenti sono riusciti a mettere insieme le tessere mancanti e fare piena luce sul duplice omicidio. Il risultato di una sinergia e di una nuova strategia della Procura distrettuale proprio a valorizzare, a non lasciare nulla di intentato per dare un volto agli autori di efferati fatti di sangue nella Cosenza di quegli anni, che era caratterizzata appunto dalla contrapposizione di gruppi criminali che, anche se in forme di alleanze e gruppi confederati, in realtà scalpitavano per avere i loro spazi.
Un'altra operazione a Cosenza dove è stato sgominato un gruppo criminale che si dedicava al furto delle autovetture. Sono 18 le ordinanze cautelari eseguite oggi proprio dai carabinieri di Cosenza. 17 persone in manette, tra cui anche un minorenne. Un altro minorenne è finito in una comunità di recupero. Il bilancio dell'operazione Scacco al cavallo è davvero disarmante. Il fenomeno dei furti d'auto a Cosenza non accenna a diminuire. È un fenomeno storico, perché io ricordo quando sono andato via da Cosenza, che ero sostituto 20 anni fa, i furti di autovetture erano una sorta di imprimatur per la città di Cosenza. Fra l'altro mi sono ritrovato come arrestati i figli delle persone che ho indagato 20 anni fa per lo stesso tipo di reato, una sorta di trasmissione quasi da corporazione medievale. I carabinieri hanno operato con certosina pazienza per raccogliere indizi e prove attraverso numerose intercettazioni contro il gruppo criminale che applica il cosiddetto cavallo di ritorno. Si ruba una vettura e capita anche 10 volte al giorno nel Cosentino e poi si chiede il riscatto. E purtroppo la gente paga e non denuncia. Molte delle vittime sono adesso indagate per favoreggiamento. Il giro d'affari stimato è di circa 140.000 euro al mese. La centrale dei furti sarebbe nel cosiddetto Fortino di Via degli Stadi. I veicoli più rubati sono Fiat Panda, Punto, Grande Punto, 500 e Lancia Y. Variabili le cifre per la loro restituzione, si va dai 300 ai 1.500 euro. In caso di mancato accordo le auto vengono smontate e rivendute a pezzi. Colpisce che siano coinvolti molti minorenni. Cosenza è una città dove la delinquenza minorile è presente in termini, oserei dire, simili a quelli delle grandi città del nord, delle grandi città metropolitane. Questo è espressione di una trasformazione del gruppo sociale. Ecco, su questo una riflessione va fatta. Adesso è ora di non tollerare più questo fenomeno che gli inquirenti definiscono odioso. Lo dice in maniera chiara, tra le tante un'intercettazione telefonica che ha riguardato una povera signora anziana, la quale per poter avere indietro l'utilitaria aveva ricevuto una richiesta di ben 500 euro a fronte di una pensione di appena 400 euro. Neanche le pietose richieste di questa donna hanno indotto questi malviventi a desistere dalle loro intenzioni. Quel mezzo purtroppo è andato distrutto. È arrivato il tempo in cui bisogna decidere di collaborare in maniera piena con le forze di polizia, con le istituzioni, perché questo è l'unico modo sostanzialmente per sradicare questo clima di paura che comunque esiste e soprattutto abbattere questi odiosi fenomeni. È stato scarcerato dal Tribunale del Riesame il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, arrestato proprio il 5 novembre scorso nell'ambito dell'operazione denominata Merlino. Ramundo, subito dopo l'arresto, ha iniziato lo sciopero della fame per rivendicare la correttezza del suo operato. Torna in libertà il sindaco di Fuscaldo Gianfranco Ramundo, arrestato nell'ambito dell'operazione Merlino, coordinata dalla Procura di Paola, che il 5 novembre scorso ha portato all'arresto di 14 persone accusate a vario titolo di corruzione, tentata concussione, peculato, falso ideologico, turbativa di gare e procedimenti pubblici. Sotto la lente degli inquirenti, tra l'altro, gli appalti per il depuratore della cittadina Tirrenica, i lavori per il lungomare e la gestione delle raccolte e del trasporto dei rifiuti. Il sindaco Ramundo, sospeso dopo il blitz della finanza, si è sempre professato innocente. Dopo l'arresto ha iniziato lo sciopero della fame per rivendicare la correttezza del suo operato e per richiamare l'attenzione su quella che ha definito un'ingiustizia. Ha spiegato durante l'interrogatorio di garanzia di aver firmato le ordinanze di proroga per consentire il funzionamento del depuratore in attesa dell'espletamento di un bando europeo che per vicissitudini burocratiche non poteva essere redatto nei tempi sperati. Ramundo ha più volte sottolineato di non aver intascato un euro, anzi di aver rinunciato a indennità e rimborsi pur di far risparmiare il comune, tesi che non avevano convinto il GIP che nei giorni scorsi ha rigettato il ricorso. Oggi invece il Tribunale del Riesame, al quale si sono rivolti i legali di Ramundo, ha deciso la scarcerazione e adesso il sindaco di Fuscaldo lascia il carcere di Paola, nel quale è stato recluso per 11 giorni.
Ancora la cronaca giudiziaria, questa volta annullato l'ergastolo comminato in primo grado con rito abbreviato a Francesco Attanasio, reo confesso dell'omicidio di Damiano Galizia, avvenuto proprio il 26 aprile del 2016 a Rende. La Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro ha infatti rideterminato la pena a 15 anni di reclusione, riconoscendo le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti dei futili motivi. Il GUP inoltre aveva aggravato il capo di imputazione da semplice occultamento, come qualificato dalla Procura di Cosenza, in sottrazione e distruzione di cadaveri. In appello, accogliendo le tesi difensive proprio dei legali, la Corte ha ritenuto corretta la qualifica del reato di semplice occultamento. Lo ricordiamo, in seguito a questa vicenda il 30 ottobre del 2016 vennero uccise Edda Costabile e Ida Attanasio, rispettivamente mamma e sorella di Francesco Attanasio, colpite all'interno del cimitero di San Lorenzo del Vallo proprio mentre pulivano la cappella di famiglia. Per il duplice omicidio venne arrestato poi il fratello di Damiano Galizia, Luigi, che lo scorso 16 maggio la Corte d'Assise di Cosenza ha condannato all'ergastolo. Cambiamo argomento. Il responsabile della Protezione Civile è stato sospeso dalle sue funzioni per 45 giorni. Il provvedimento segue lo scontro che lo stesso ha avuto nei giorni scorsi con il consigliere Tallini. Carlo Tanzi sospeso per 45 giorni dalle sue funzioni di capo della Protezione Civile regionale. È un colpo a sorpresa che giunge proprio nel momento in cui c'è il nuovo bando per la guida dell'ente. Va da sé che la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina a 2 giorni dalla scadenza del mandato rischia di danneggiare fortemente Tanzi in piena e legittima corsa per continuare l'ottimo lavoro fin qui svolto. Lo stop è la conseguenza del forte scontro dialettico con il consigliere di Forza Italia Mimmo Tallini, secondo il quale Tanzi avrebbe utilizzato Facebook per attivare la macchina del fango contro il Consiglio regionale. Numerose le attestazioni di stima giunte poche ore dopo il provvedimento. Per il capo della Protezione Civile, ritenuto dai più un professionista serio e capace che ha ridato forza, dignità e vigore alla Protezione Civile regionale. Adesso cosa accadrà? Bisognerà attendere, ma nel frattempo chi guiderà la complessa macchina dell'emergenza? Sarebbe interessante conoscere il pensiero del Presidente della Regione, che ha sempre sostenuto e incoraggiato il lavoro del dirigente. E a proposito del Presidente della Regione Mario Oliverio, torna a chiedere la rimozione del commissario alla sanità Massimo Scura. Fallito, dice ai nostri microfoni, chiediamo rispetto, non potere. Il commissario Massimo Scura avrebbe dovuto, questo è il compito assegnatogli dal governo nel 2010, mettere i conti in ordine in un settore complicato e delicato quale quello della sanità in Calabria. Oggi, dopo 8 anni, il bilancio è fallimentare. Le parole sono del presidente Mario Oliverio all'indomani del report pubblicato dal Ministero della Salute, in cui si evidenzia l'aumento del debito nella nostra regione. Il presidente avverte sui rischi. Noi non possiamo subire la doppia beffa di non avere un sistema di prestazioni sanitarie adeguato, rispondente a quelli che sono i bisogni di cura e di tutela della salute dei cittadini, e dall'altra parte dover sopportare aumento di tasse e appunto e blocco delle assunzioni nelle strutture sanitarie ed ospedaliere. È assolutamente inaccettabile questa situazione. Il tavolo adduce che di fatto ha bocciato l'operato di Scura, ha sbloccato al contempo 100 milioni di euro di premialità in favore del sistema sanitario calabrese e intimato al commissario la redazione di un nuovo piano operativo per il 2019-2021. Oliverio però non ci sta e chiede, anzi torna a chiedere, un incontro al governo. La richiesta è la stessa inoltrata agli esecutivi precedenti, ossia la rimozione del commissario. Ho chiesto a questo governo, come l'ho fatto con i governi precedenti, con il governo Gentiloni e con il governo Renzi, ho chiesto di porre fine a questa situazione appunto che è assolutamente insopportabile. Ho chiesto al governo di rimuovere il commissario, ho chiesto al governo di convocare un tavolo con la regione per decidere un
un percorso chiaro, con tempi precisi, con obiettivi chiari, perché la sanità calabrese merita di essere riorganizzata e di essere messa al passo con quella di altre realtà del Paese. Non chiediamo potere, chiediamo solo rispetto e chiediamo che il governo che ha nominato il commissario e che ha il potere appunto di intervenire, intervenga rapidamente senza perdere più un giorno di tempo. Torniamo alla cronaca perché vi mostriamo le foto di un grave incidente avvenuto intorno alle 13:40 sulla strada statale che collega Gioia Tauro a Rosarno e di 2 persone ferite, il bilancio del sinistro, coinvolte come vedete proprio le 2 utilitarie. I feriti sono una donna di 42 anni trasportata in gravi condizioni presso l'ospedale cittadino e un uomo di 70 anni, anche lui soccorso dal personale del 118, necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Adesso vediamo i nostri 100 secondi di cronaca. Una bomba di medio potenziale di fabbricazione artigianale è stata fatta esplodere nella notte a Vibo Marina sotto l'auto di un 49enne del luogo. Lo spostamento d'aria generato dalla deflagrazione ha danneggiato i vetri e le finestre di alcune abitazioni. Sull'episodio indaga la polizia. Il capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli ha firmato l'ordinanza urgente per le regioni colpite dal maltempo. Il provvedimento riguarda anche la Calabria, previsto un contributo massimo di 5.000 euro per i nuclei familiari la cui abitazione principale risulti compromessa a causa del maltempo. Per sfuggire all'arresto si è lanciato da una finestra. È accaduto a Crotone, dove i carabinieri hanno arrestato un 26enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e i militari hanno trovato nascosto in 2 borselli 80 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e sostanza da taglio. Per sottrarsi ai militari si è lanciato da una finestra della propria abitazione procurandosi alcune fratture. In casa nascondeva cocaina e marijuana, in manette alla mezza termine un 33enne. I poliziotti, insospettiti dall'atteggiamento dell'uomo, hanno deciso di perquisirlo. Nell'appartamento sono stati così trovati in una credenza e sotto i cuscini del divano 19 grammi di cocaina già divisa in 20 dosi e 11 grammi di marijuana. Scosse di terremoto di magnitudo 3.1 questa notte nella zona dello Ionio Cosentino. L'epicentro a Villa Piana. L'evento si è verificato ad una profondità di 24 km. Non si registrano danni a persone o cose. Ci spostiamo adesso a Tropea, dove il neosindaco Giovanni Macri chiede tempo e collaborazione ai cittadini per riportare la città alla normalità. Macri è stato eletto dopo anni di commissariamento. Primi giorni di mandato per il neosindaco di Tropea Giovanni Macri, che è chiamato a confrontarsi con le tante emergenze sul suo tavolo che riguardano non solo aspetti prettamente amministrativi ma anche pratici, come ad esempio le condizioni strutturali di Palazzo Sant'Anna, sede del comune. Tropea, che rimane un punto di riferimento del turismo internazionale, deve innanzitutto recuperare in chiave di immagine offuscata dal lungo periodo di commissariamento decretato per infiltrazioni mafiose, una ferita grave che ha deturpato la rappresentazione di una città dalla storia plurisecolare, arricchita di prestigio e di una reputazione che deve essere subito recuperata. Una città carica di problemi che il neosindaco non nasconde, ribadendo il suo impegno e chiedendo pazienza e collaborazione. È stato uno dei momenti in assoluto più drammatici della millenaria storia di Tropea. Tropea è una città non abituata a situazioni di questo tipo. I tropeani sono persone laboriose, oneste, di alta spiritualità. Oggi raccogliere l'eredità lasciata dalla terna commissariale, capisco anche, come dire, le criticità determinate da una legislazione anche che nell'aspetto patologico lacunosa, quindi abbiamo ereditato un quadro che definire drammatico e eufemistico, problemi molto importanti che vanno dalla casa comunale, dove praticamente abbiamo la pioggia in tutte le stanze più importanti, a iniziare da quella del sindaco, problemi su infrastrutture sensibili come l'impianto di depurazione. Ci hanno lasciato in eredità problematiche a loro volta ereditate, le hanno lasciate alla futura amministrazione e tante altre cose. Comunque sia, non mi va di guardare a quello che è stato, voglio guardare avanti, guardo al futuro con grande ottimismo, fiducia, determinazione
entusiasmo, una squadra molto affiatata che mi sostiene, ho la collaborazione e il calore giornaliero della mia comunità che mi è molto vicina, dal singolo cittadino all'imprenditore, che stanno collaborando in tutti i modi, quindi sono molto fiducioso per quello che saranno i risultati che da qui a breve verranno e ridarranno a Tropea la dignità e quell'orgoglio che avevamo purtroppo smarrito in questi ultimi anni. Adesso la protesta delle famiglie disabili per il caro trasporti a Marano Principato. Il sindaco precisa: non abbiamo risorse. Le catene della protesta al municipio di Marano Principato. Lui è Claudio Leone, del papà di un ragazzo autistico. Stamattina si è fatto portavoce di altre famiglie del comune in provincia di Cosenza, dove il trasporto per i portatori di handicap, dopo l'approvazione di una delibera, è stato tariffato. Pensare che un portatore di handicap prende 285-86 euro al mese di pensione e ne deve togliere, come mio figlio, ma a me non mi interessa perché mio figlio me l'ha accompagnato da solo, ma io sto facendo questo servizio per tutti gli altri, per tutti i portatori di handicap. Vorrei sapere, devo pagare 10 euro al giorno, che sono 260 euro al mese, 260 euro al mese, a fronte di 280-290. Una persona che non ce la fa e vive solo di questa pensione, che cosa deve fare? Cosa deve mangiare? Le pietre? Il sindaco ai nostri microfoni spiega così la decisione approvata da Consiglio e Giunta. Dato che non abbiamo risorse, non abbiamo trasferimenti dalla Regione o dal distretto sanitario per quanto riguarda questo servizio, quindi i fondi che noi mettiamo sono esclusivamente dei fondi delle casse comunali. Abbiamo fatto quindi il regolamento in Consiglio Comunale e abbiamo fatto anche invece in sede di giunta comunale una delibera per quanto riguarda le tariffe, che mi sembrano abbastanza eque. Infatti, usufruendo in maniera continuativa, queste tariffe vengono a essere abbattute. Una storia triste, perché tocca famiglie già provate da un quotidiano difficile, fatto di sofferenza, di sacrifici, di continue terapie, di una solitudine alimentata da istituzioni con sempre meno risorse per i disabili e una terra che è sempre meno attenta ai bisogni dei più deboli. Condividere le proprie esperienze è il modo migliore per fare marketing territoriale. Il Parco Nazionale della Sila ha varato un progetto che si occupa proprio di questa occasione. Vediamo. Fare marketing condividendo esperienze, questo è il tema di un incontro organizzato a Lorica, nella sede del Parco Nazionale della Sila, per fare il punto sui risultati raggiunti da Sila Storytelling, un laboratorio di esperienze, storie e culture che è diventato uno strumento di marketing territoriale e promozionale, con il coinvolgimento dal basso di cittadini, turisti, viaggiatori in grado di rappresentare in modo condiviso e partecipato un'immagine diversificata e completa del territorio. Lo storytelling, in fin dei conti, è la cosa che ci consente non soltanto di conoscere un luogo, ma di raccontarlo e farlo diventare nostro e poi trasmettere le emozioni che abbiamo provato ad altre persone. L'obiettivo è per questo, creare un sistema di trasferimento delle esperienze attraverso il progetto Sila Storytelling, che è un portale in questo momento a disposizione di tutti, dove chiunque può andare e mandare il proprio scritto, la foto, eventualmente anche un video, per raccontare la vacanza che ha fatto nel parco. L'occasione è stata utile per fare un primo bilancio di un progetto che vuole continuare a narrare la grande montagna calabrese attraverso le storie raccontate da turisti, viaggiatori e dalle popolazioni locali e che si trasformano in un virtuoso processo partecipato di promozione, valorizzazione e conoscenza del territorio del parco. Noi puntiamo, grazie a queste storie, sull'identità vera del territorio attraverso anche dei personaggi o dei momenti o delle risorse che sono davvero il punto di riferimento per chi racconta queste storie, quindi che sono la base di partenza per l'identità. L'aspetto delle storie, delle leggende, dei miti e di personaggi come Gioacchino, che ha un fascino straordinario. Adesso vediamo le previsioni del tempo.
È ormai imminente un brusco cambiamento delle condizioni meteo dallo stampo a tratti invernale. È prevista infatti l'espansione verso ovest di una massa d'aria fredda dai Balcani, attivata da un forte blocco anticiclonico in rinforzo sulla penisola scandinava. Sulla Calabria il calo delle temperature si avvertirà maggiormente sul Cosentino e sul Crotonese. Possibile la caduta della prima neve sulle cime più alte di Pollino e Sila dalla giornata di sabato. Ma passiamo alle previsioni in dettaglio. Domani cielo nuvoloso sui versanti ionici dal Cosentino al Catanzarese, con possibili piogge tra deboli e moderate. Prime nevicate sulle cime più alte della Sila e del Pollino sopra i 1600-1700 metri. Sulle rimanenti zone cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso, con possibili deboli piogge tra Lametino e Vibonese e sul Reggino dalla pomeriggio sera. Temperature in ulteriore diminuzione, specie sui settori nord-orientali della regione. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti tra moderati e forti dai quadranti orientali, con mare agitato lo Ionio Catanzarese e Reggino, molto mosso il settore crotonese e cosentino, il Tirreno risulterà molto mosso il settore settentrionale, mosso quello centro-meridionale. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.